and there's no heaven. Il sogno del sognare, un grande progetto che nasce per il quartiere di Librino, dopo tanti anni di rigenerazione culturale e di valori di differenza. I ragazzi del quartiere hanno trovato il senso nella cultura, nel fare bellezza. Oggi siamo invece al liceo ospedaliere perché il grande progetto dei poeti a Catania, è andato anche in città, toccando i licei, andando nelle librerie e alla fine la sera queste bellissime cene sociali condivise con tutto il quartiere di Librino. Ecco, stamattina ho trovato qui nel liceo una comunità di ragazzi attenta, educata, disciplinata e soprattutto desiderosa di nutrirsi di quel valore di bellezza che è l'ascolto. Ecco, i ragazzi oggi dovrebbero ritornare all'ascolto di quel silenzio dove tutto è detto e tutto è scritto. Un silenzio che trova nella consegna di conoscenze il potere più grande. E poi dare ai ragazzi la percezione in una società liquida, in una società anestesizzata dall'algoritmo di un'intelligenza artificiale, trovare in questi ragazzi ancora il cuore a tamburo di bellezza e l'ascolto come nutrimento di conoscenza è una bellissima esperienza, soprattutto perché i ragazzi stanno comprendendo che 2 sono le armi più importanti che dobbiamo consegnare per il futuro. In una mano i libri, il sapere, e nell'altra mano il sogno del sognare. Sognare e sapere. Questo devono avere i ragazzi come nutrimento e spero che dall'incontro di stamattina ti sia stato un innesto di quella bellezza che trovo nella parola futuro, la visione della bellezza, la visione del sogno del sognare, la visione di un'umanità che trova nell'abbraccio del noi l'abbandono dell'ego che purtroppo oggi impera.